Come assessore al bilancio facciamo un punto della sua attività e in particolare cosa state programmando? Noi abbiamo riaperto il negoziato con Roma e nel contempo abbiamo impugnato il bilancio dello Stato nella parte in cui esso determina una compressione per le nostre province, per i nostri comuni, per la regione stessa, imponendo tagli ingiustificati e insostenibili. Vogliamo concorrere al risanamento della finanza pubblica, ma lo vogliamo fare non recidendo le radici dello sviluppo e della crescita. Questo è impossibile e inaccettabile. E poi l'approvazione del documento di economia e finanza, il rilancio dell'agenda digitale, tutta una serie di iniziative che in neanche 100 giorni sono state subito messe in campo. L'impegno è quello di proseguire con determinazione verso il rilancio della nostra Sicilia. La Sicilia è redimibile, la Sicilia può cambiare in mani che lavorano ogni giorno con caparbietà, determinazione e competenza. Lei in campagna elettorale prometteva parecchio interesse verso il settore produttivo, artigianato dell'industria, perché chiaramente se riparte il settore ripartono le assunzioni. Ecco, in questo senso quali saranno i provvedimenti che state maturando anche con la Giunta Musumeci? Certo, l'impresa è al centro del programma, il documento di economia e finanza regionale è tutto incentrato sul tema dell'impresa. Stiamo lavorando, la prima cosa di cui posso parlare è che all'ordine del giorno della Giunta c'è un provvedimento che abbiamo fatto noi come assessore all'economia per il rilancio produttivo di Italcementi. Una condizione essenziale per il rilancio produttivo di Italcementi sarà la rivitalizzazione dell'impianto di Porto Empedocle. Non è possibile che Italcementi ci presenti un piano industriale dove non c'è Porto Empedocle, che è un elemento essenziale per questo territorio, un'azienda che può produrre, che può dare occupazione. Quindi in questo mio impegno personale far sì che Italcementi nel programma di rilancio giusto e importante che ci presenta inserisca appieno Porto Empedocle. Lei qualche giorno fa è stato presente alla presentazione dei dati di bilancio dell'economia della Fondazione Curella, una sua valutazione? L'economia siciliana non cresce. Abbiamo trovato una situazione disastrosa, 5 anni nei quali praticamente il prodotto interno lordo non si è mosso e nonostante il resto d'Europa ha ricominciato a correre. È passata la drammatica crisi del 2009-2012. A questo punto è necessario riprendere. Con questi ritmi di crescita torneremo come eravamo nel 2007 solo nel 2033. Per la generazione dei cinquantenni e quarantenni vuol dire non vedere più la luce, per molte giovani generazioni non riuscire a entrare nel mondo del lavoro. Non è possibile così, dobbiamo puntare alla crescita seria, dinamica attraverso le imprese e per questo stiamo lavorando per un abbattimento della pressione fiscale sulle imprese, consentire l'attrazione di investimenti e pensare a un futuro diverso per la nostra Sicilia.